Ottavo e ultimo casting qui a Miss Topolini. Vi presento l'aspirante Miss numero 92. nome e cognome. Corinne Zaget. Ok, Corinne in realtà non è una faccia nuova, vero? No, sono già 2 anni che faccio il casting. Ok, benissimo, quindi te lo chiedevo apposta per far capire alle persone che ci guardano che probabilmente sei una di quelle che di questo concorso trae solo le cose belle, il divertimento. Sì, mi piace venire qua, divertirmi, fare le serate, insomma, è divertente. Sì. Bravissima, hai lanciato tra l'altro un ottimo messaggio. Senti, però rivolgiamoci anche al pubblico che magari non ti conosce ancora e quindi vuole conoscerti. Quanti chi sei, quanti anni hai, cosa fai di bello nella vita? Ma ho 23 anni, studio statistica all'università, e pratico arti marziali e insomma mi piace Tipo? Kung Fu. Sì. Ammazza, quindi ci sono le cinture anche lì, bianca, rossa, no? Sì, ci sono le cinture. Cintura? Nera. Ammazza, quindi sei un'arma. Quasi. Quindi ricordatevi del volto di questa ragazza, non provocatela perché sennò siete... Spacciati. Me l'ha detto lei. Va bene, senti, sogno nel cassetto invece ce l'hai, quello di diventare magari Miss Topolini o no? A lavorare in assicurazioni e poter viaggiare per il mondo. Sì. Che bello, Sì. ho capito, bene, insomma, mi pare che sia fattibile. Sì. Che segno sei? Acquario. Acquario, vabbè, è fattibile, fidati di zio Rocco, è fattibile. Senti, telecamera tutta tua, ben arrivata ancora a Miss Topolini, adesso puoi dire e salutare chi vuoi. Saluto la mia famiglia e tutti i miei amici che fanno arti marziali con me. Ciao. In bocca al lupo, Sì. E occhio, occhio,